sito. Locali, artigianato, ma anche natura, sport e spettacolo. Sono questi gli ingredienti della Festa dei Marroni di Combay, giunta quest'anno alla 75esima edizione. Con il taglio del nastro, il via ufficiale alla manifestazione che celebra il gustoso prodotto IGP e che animerà lo splendido borgo trevigiano tra le colline del Prosecco per 3 settimane. Questo evento è diventato un evento ormai internazionale, stranieri che prenotano qua per venire a questo evento. Questa è una delle grandi cose nel territorio che sono state fatte grazie al volontariato. Tutte queste manifestazioni sono organizzate al 99% dalle Proloco, dal mare di volontari 60.000 che ogni sabato e domenica sono a disposizione dei loro territori per farli vivere. Ed è un valore unico nella regione Veneto che noi cerchiamo di sostenere e portiamo avanti. Tra le eccellenze del Veneto anche il binomio territorio prodotti tipici, al centro del piano di sviluppo locale del GAL Alta Marca Trevigiana. E così domenica 13 ottobre è stato anche il momento dell'inaugurazione del nuovo Polo del Gusto in una pieve di Soligo in festa per la tradizionale sagra dello Spiedo Gigante. Oggi ci troviamo qua in occasione anche dello Spiedo Gigante, che è diventato un altro evento ormai importantissimo per il territorio, e qui nascerà in questa struttura il Salone del Gusto. È un'opera anche questa finanziata con i contributi GAL Alta Marca e prevede qui le eccellenze del territorio, prodotti tipici eccetera, con le degustazioni dei piatti dei nostri prodotti tipici. È proprio il GAL ad aver finanziato il recupero di Palazzo Vaccari. Nell'area del Polo del Gusto puntiamo in particolare a questo tematismo del turismo enogastronomico. Qui abbiamo una ricettività e una ospitalità diffusa di alta qualità con un ottimo rapporto qualità-prezzo, il riconoscimento di patrimonio dell'umanità delle colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene fanno entrare questo territorio nel gotha, nel salotto buono delle destinazioni a livello mondiale che attirano turisti. Al posto di questo edificio fino a poco tempo fa c'era il vecchio centro degli anziani, che è un edificio non più funzionale che è stato completamente demolito e ricostruito questa sala che voi vedete adesso. Un intervento importante che, oltre a riqualificare un'area a pochi passi dalla piazza centrale di Pieve di Soligo, diventa strategica per il turismo della zona. Un turismo di esperienza che assorbe e raccoglie tutto questo che il nostro territorio può offrire, non soltanto con l'eccellenza dei prodotti enogastronomici, ma anche con la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni. Un progetto chiave che dunque consentirà un ulteriore sviluppo turistico per il territorio.